Corte dei Molini, la storia infinita, storia di sporcizia, di degrado. In questo angolo nel cuore di Vicenza e dietro a Ponte degli Angeli i residenti ci avevano già segnalato la presenza di cassonetti utilizzati da senza tetto e ragazzini ubriachi come gabinetti a cielo aperto. Ricordate? Lì c'è i bidoni delle immondizie. Provate ad andare a annusare cosa c'è lì. Pisso dappertutto. Non andremo ad annusare, però le crediamo sulla parola. No. Vado ad annusare lì. No, non andiamo ad annusare, le crediamo sulla parola. E anche parlate pure con l'AIM che vengono a disinfettare, almeno che vengano a disinfettare, no. Almeno vengano a disinfettare. Questo è l'appello dei residenti che chiedevano aiuto. E in effetti avevano ragione. Questi bidoni, vedete, carta, cartone, imballaggi, plastica, organico, vetro, però insomma non risultano dei bagni, eppure vi assicuro che l'aria che si sente, l'odore forte che si sente è quello di un gabinetto a cielo aperto. La questione degli schiamazzi notturni era poi stata affrontata proprio su nostra segnalazione dall'amministrazione comunale e la situazione era migliorata. Oggi però un cittadino ci ha fermati per strada per spiegare che i cassonetti continuano ad essere un problema. Oltre a un problema di esalazione, eccetera, c'è proprio una situazione che secondo me è pesante, perché si sta creando anche un problema di danno, tra virgolette, al muro della casa. E quindi la mia domanda è se c'è la possibilità di spostarli. Eh già, c'è la possibilità di spostare i cassonetti? Una domanda che in tempo reale giriamo proprio al sindaco, visto che Francesco Rucco si trova in piazza con noi di Rete Veneta. Sindaco, ascolti questo cittadino. Buongiorno, grazie per la sua disponibilità. Stavo così pensando alla situazione che è presente nella Corte dei Molini, gestione decadenza a causa del posizionamento di questi cassonetti che sono parecchi, quindi anche voluminosi. E così il nostro telespettatore chiede direttamente al sindaco di spostare i cassonetti. Pensavo tipo il parcheggio di Piazzetta San Pietro, una volta erano posizionati là, molti anni fa, e a piedi andavamo e partivamo per raggiungere. No, è una segnalazione che abbiamo già ricevuto anche da alcuni residenti e sulla quale abbiamo attenzionato da IM Ambiente, che è Valore Ambiente, che è la società che gestisce la raccolta dei rifiuti. Mi impegno anche a sentire IM Ambiente per studiare una soluzione alternativa, perché quei cassonetti vengono anche utilizzati da qualcuno che quando fa un po' di festa non ha dei comportamenti consoni, quindi da questo punto di vista effettivamente è meglio liberare. Mi dialogo con l'azienda per capire poi come disporli meglio per creare meno disagio ai residenti che comunque devono scendere magari anche a tarda notte per buttare le spazzature, ma anche per dargli la possibilità di avere un punto di riferimento serio. Io la ringrazio, ci spero molto. Grazie. Grazie. Buona giornata. Grazie. Grazie mille. Crediamo nel sindaco e quindi da cittadino confido nelle sue parole. Grazie.